del Parlamento della Patria del Friuli per questa solenne cerimonia. Ricorda 30 anni dal tragico evento del 6 maggio del 76, il terremoto, ma ricorda anche i 30 anni che sono seguiti a quella data e quindi la costruzione della protezione civile, la costruzione di un sistema di allerta, di pronto intervento e la ricostruzione. È stato detto, e credo che chi l'ha detto abbia detto una cosa profonda, che il terremoto del 1936 costituisce in qualche senso quello che potremmo chiamare il mito fondante di cosa significa essere friulani oggi, di cos'è l'identità oggi di questa regione, cioè l'identità moderna, attuale, che ovviamente nasce dalla storia, si porta dietro tutto il vissuto e il spettacolo precedente, ma che nel terremoto ha trovato un suo momento particolare che ha cambiato la storia, l'ha ridefinita in molti sensi. E oggi ci riferiamo a quell'evento e soprattutto alla ricostruzione come metro, come paradigma di quasi tutti i comportamenti sociali, civili, amministrativi. Quando parliamo della riforma delle istituzioni, della riforma delle autonomie locali, a quel modello ci riferiamo, a come funzionavano le istituzioni in quella fase, ma così quando pensiamo ai sistemi di allerta, di intervento, è sempre quello, ma soprattutto è stata una fase di costruzione e rilettura di cosa è il Friuli, di cosa poteva essere, di cosa avrebbe dovuto essere. E i grandi slogan che hanno accompagnato la ricostruzione, da prima le fabbriche, poi le case, anti-Bessoi, hanno avuto significato questo, un'idea nuova di Friuli, ripartire non da zero, ma comunque di un nuovo inizio. E evidentemente mentre si ricorda i morti e si ringrazia tutti quelli che sono intervenuti, dobbiamo anche ricordare che questo evento è stato appunto un inizio di un percorso che tra l'altro ha dato anche una sua maturità istituzionale all'istituzione regione. Gli ha dato un crisma particolare, forse altre istituzioni analoghe in questo paese non sono riuscite a conquistare. Un saluto particolare all'onorevole Zamberletti, allora commissario straordinario, che è evidentemente del cuore di tutti i friulani per quello che fece quella volta e soprattutto per la fiducia che diede ai friulani. Il fatto che lasciò effettivamente che quel di Bessoi diventasse una presa di responsabilità in prima persona. Ma al Zamberletti il suo vice, il generale Rossi, che saluto il professor Barberi, che è un amico della protezione civile di questa regione, ma è soprattutto una persona che abbiamo visto accanto a noi in molte occasioni critiche e lo rivediamo con molto piacere. Auguro evidentemente a questo incontro che possa essere effettivamente un momento di riflessione profonda che ci aiuti ad affrontare il futuro nello spirito con cui il Friuli è riuscito ad affrontare questi 30 anni che ci separano dal terremoto. Grazie. Ed ora la parola al commissario straordinario dell'ONU per la ricostruzione, onorevole Zamberletti.
30 anni sono tanti, ma per chi ha vissuto quella terribile stagione, per chi è passato per quella terribile prova, 30 anni sembrano vicini e i ricordi di quelle ore, di quei giorni sono impressi nella memoria e nel cuore. Oggi qui ho provato l'emozione di rincontrare persone che solo occasioni come queste ci dà la possibilità di rivedere e di rivedere, di ritrovare a ricordare quei giorni. Ho incontrato il generale Mario Rossi, che è stato mio vicecommissario, perché in quella stagione, e lo dice il titolo del programma del convegno che si è tenuto in questi 3 giorni qui al Castello di Udine, è nata la Protezione Civile Italiana. E la Protezione Civile Italiana è nata sulla interforze, la capacità di lavorare e di mettere in campo un'attività interdisciplinare, ed è nata anche con una serie di altre intuizioni che tutti hanno avuto in quella esperienza e che ci ha consentito e consente di dire 30 anni dal terremoto, ma anche 30 anni di protezione civile in Italia, cioè è nata la moderna protezione civile del nostro Paese. Quindi consentitemi di dire 2 parole di ringraziamento per chi ha tracciato quella strada con l'impegno, con il sacrificio, con la capacità professionale. Dobbiamo dire grazie all'Armata Nazionale. Sa, generale Rossi, che io ho ricevuto allora una reprimenda dal ministro della difesa dell'epoca perché l'appellavo l'Armata Nazionale, mi spiegava che dovevo dire l'esercito, la marina, le forze armate, ma io ho continuato a chiamare Armata Nazionale questo grande concorso delle nostre forze armate alle operazioni di emergenza. E devo dire che è nata, credo, generale Rossi, in quella occasione una cultura del soccorso, della collaborazione con la popolazione civile che si è nelle nostre forze armate sviluppata e che oggi è un bene prezioso anche per i nuovi compiti che le forze armate hanno nelle operazioni all'estero di concorso, di soccorso e nelle operazioni di pace. Quindi credo che è nato anche qualcosa di nuovo nella cultura delle forze armate italiane. Devo dire che le altre forze armate degli altri paesi hanno meno tradizione nella partecipazione ad operazioni di soccorso. Svolgono ruoli di supporto tecnico, svolgono